Presentiamo il libro di Patrizia Pallotta, Il senso della scelta. Volevo solo dire due parole su come si svolgerà la serata e su chi interviene. Allora, innanzitutto avremo Mirella Tribioli, che oltre a essere una critica letteraria e una scrittrice è anche la prefatrice del libro, quindi lo conosce molto in profondità, per cui potrà parlarne con l'autorevolezza necessaria per introdurre, soprattutto per invogliare alla lettura, che è questo quello che vogliamo noi. E Sonia Miranda, qui vicino a me, che è insegnante di recitazione e attrice, si occuperà di leggere alcuni passaggi scelti che daranno un'idea anche del linguaggio, anche della musicalità e delle sonorità a cui andrete incontro quando leggerete questo libro. Ci sono io, di cui non dico niente perché il presentatore non presenta se stesso. E poi abbiamo l'autrice Patrizia Pallotta, che per il momento starà tranquilla lì in un angolino, alla fine invece potrà essere bombardata di domande. Altrettanto il senso della scelta ci rende di nuovo una situazione che indaga nei confronti della vita essa tutta, particolarmente vista a tutto tondo al femminile, in quanto questo romanzo vede come protagoniste tre donne. Al di là di raccontare un po' i passaggi salienti dei vari personaggi, vorrei sottolineare anche il gusto e la sensibilità che ho avuto nel redigere questo romanzo, che vede aspetti innovativi secondo me. Per un verso non proprio, perché in qualche maniera non temendo di sfilacciare la trama mette una sorta di giudizio in quello che è il cantuccio del poeta. Dico, quindi in questo senso nuova, perché non sempre si trova una condizione così di commento in medias res nel romanzo stesso, ma per un verso non del tutto nuova, perché questo cantuccio, praticamente questo angolo del poeta, risale a vecchia memoria, è sicuramente la condizione primaria del Manzoni. Nuova anche per aver adoperato nel suo libro una lettura di un altro libro importante, quale appunto L'assedio di Sebastopoli, che cala il romanzo stesso in un'età precisa, perché l'assedio di Sebastopoli è il momento più importante, un momento importante della guerra russo-turca che avviene tra il 1853 e il 1856. Questa triste realtà di vita nella vita dei suoi personaggi. È lo scenario dei suoi personaggi, è il sentimento di una guerra che diventa la guerra dei cuori. In una metafora, oserei dire che è il romanzo della guerra, per un verso, e dove le tre protagoniste compongono la loro guerra, la guerra dei loro cuori. La piazza è grandissima. Seduta su di una panchina di ferro scrostata, mi godo Sebastopoli, con un quaderno di appunti affondato fra le ginocchia. Accanto a me siede una signora anziana, silenziosa, confezionata con un buffo cappellino rosa, sembra uscita da una poesia di Emily Dickinson o da una commedia di Oscar Wilde. Mi sorride, ricambio la gentilezza, prima di rituffarmi nella stesura di questo mio romanzo, che ora posa lo sguardo sui colori dei ricordi. Le dannate memorie fanno male, ad eccezione di alcune che riflettono momenti di particolare gioia. Vorrei sapere chi ha dato loro questo appellativo di reminiscenze, pieno di ombre. Le immagino come piccole bestioline nere, insidiose, felici per aver trovato un posto in prima fila nel cervello, dove risiedono per farci spesso del male, in maniera nettamente superiore alla gioia che si fa strada per sollevare il nostro morale.